Col Cavalier si torna al lavoro in tutti i sensi. Dopo la pausa per le festività, il cantiere del traforo ha ripreso a operare e, se il meteo consentirà, l'inaugurazione dell'opera potrebbe arrivare in primavera. Intanto Veneto Strade ha assicurato interventi anche nel tratto che porta alla nuova galleria, dove, qualche settimana fa, il consigliere comunale del capoluogo Silvano Serafini aveva notato crepe e cedimenti nei giorni scorsi il sopralluogo. Sono stati disponibilissimi, hanno preso nota, sono reso conto che non dicevo delle corbellerie. Già le opere da fare, un sistema di drenaggio per allontanare le acque. Purtroppo qui è uno dei pochi posti che c'è ancora lo sfogo di tutto il drenaggio della zona dei P Castello. Giù sotto qui ci sono dei piccoli laghi che non è acqua del fiave, ma c'è proprio il drenaggio di P Castello. Ma non c'è solo questo problema in città, resta l'annoso problema della frana di Via Miari e le condizioni di un ponte in periferia. C'è un ponte, diciamo, di competenza di Veneto Strade che è non pericolante, ma ne parlerò con Veneto Strade. Della frana a suo tempo di Via Miari non occorrevano tanti sensori, tanti semafori per spendere soldi, perché era solo da impermeabilizzare. Le cose semplici in Italia sono un po' impegnative.